Parte delle proprie ore di lavoro donate al comune di Roccapietore per sostenerlo nelle opere di ricostruzione. Ad oltre un anno dalla tempesta Vaia, la solidarietà stavolta arriva dai dipendenti dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza e dal CODI Villa Putti di Cortina d'Ampezzo. In un videomessaggio il ringraziamento del sindaco. È una cosa quasi imbarazzante, devo dire, perché in teoria dovrebbero essere i comuni o comunque gli enti pubblici ad aiutare gli ospedali e non viceversa. Significa che l'argomento è ancora sentito, anche a distanza di oltre un anno, e di questo mi compiaccio e mi rallegro, perché significa che il Veneto, soprattutto la provincia di Treviso, ha avuto un occhio di riguardo su Roccapietore, cosa che non dimenticherò mai. Una donazione particolarmente sentita a Roccapietore. Dipendenti di ospedali che rinunciano a parte del loro straordinario per donarli in aiuto al nostro territorio fa davvero in effetti un po' quasi commuovere, quindi vi ringrazio davvero tanto. Parte della donazione, prosegue il primo cittadino, sarà utilizzata per la costruzione di strutture operative che favoriscano il lavoro di chi è stato per noi prezioso nelle ore più drammatiche. Nella costruzione di una sede di protezione civile con elipiazzola di atterraggio elicottero, che ci manca, e se riusciamo anche con i soldi per una sede un po' più dignitosa di quel garage che ospita adesso i vigili del fuoco volontari.